Bene, eccoci qua anche oggi per una puntata i cui temi interessano davvero tante persone. Infatti parliamo di terza età, ormai sono un quarto o addirittura quinta, e lo facciamo con Mauro Di Matteo, che è il presidente di ADA Venezia. ADA è l'acronimo di Associazione Diritti degli Anziani, associazione nata e che fa riferimento alla Will Pensionati. Quando parliamo di diritti degli anziani, in questi giorni mi viene in mente una notizia di poco tempo fa, in cui in un comune del Trevigiano gli anziani hanno scritto al sindaco lamentandosi che nel centro anziani di questo posto il condizionatore era rotto da giorni e non veniva riparato, e che quindi era meglio subire il caldo esterno piuttosto che il caldo all'interno di un locale. Parto da questo dato meramente di cronaca per dire con un sorriso che oggi mi pare in questo periodo insomma, il diritto al refrigerio sia forse uno dei primi diritti degli anziani. Qualche anno fa un ministro della salute aveva consigliato di portare gli anziani d'estate al centro commerciale perché là insomma, certo, vivevano meglio. Detto tutto ciò, tra il serio e il faceto, però è per dire come alcune esigenze degli anziani oggi non trovino albergo nella nostra società, se non appunto con escamotage marginali. Certo, allora prima di tutto ringrazio il conduttore che ci ha permesso come ADA di poter farci conoscere e di raccontare cosa siamo e cosa facciamo. Ecco, la domanda che mi fa è una domanda fondamentale, nel senso che oggi gli anziani hanno bisogno di due cose fondamentalmente. La prima, di avere garantiti i loro diritti, che sono i diritti che vanno dalla pensione, chiaramente, che non può essere erosa come attualmente è, dai servizi dati dai comuni, quello che accennava prima sulla questione del condizionatore che non funzionava, è una delle cose fondamentali, nel senso si danno delle stanze, dei servizi a tutte le associazioni, devono essere tenute quantomeno in ordine. Non possiamo dire che gli anziani non devono stare al caldo, però poi non facciamo quello che minimamente si debba fare. Dopodiché è fondamentale che gli anziani, noi lo ribadiamo sempre nei nostri incontri che facciamo quasi settimanalmente con gruppi, con medici che ci insegnano come vivere in maniera sana, gli anziani hanno sì il compito noi abbiamo sì il compito di tutelare i loro diritti, ma noi vorremmo che gli anziani diventassero anche soggetti di promozione sociale, come noi siamo, perché ADA è un'associazione di promozione sociale, che vedano come essere di aiuto agli altri. È una cosa un po' strana, ma però ha un senso. Noi abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative, perché siamo promozione sociale, dove proprio facciamo questo. Nell'ambito della provincia di Venezia abbiamo alcune persone anziane che vanno nelle case di riposo dove ci sono più anziani di loro, vanno a leggere libri, leggere testi, leggere poesie, fanno iniziative di ballo e cose di questo tipo. Questo succede nel Veneto orientale, ma poi andiamo alla parte opposta, andiamo a Chioggia, abbiamo delle feste continue ogni mercoledì durante il periodo invernale. L'ADA organizza feste di tutti i tipi e di tutti i generi per far sì che l'anziano venga inserito nel contesto sociale, che magari chi è più solo venga portato da altri anziani a partecipare a queste feste. E abbiamo i nonni vigili, perciò è un'altra cosa importante, che è il contatto con i bambini. E abbiamo poi un'iniziativa che si sta evolvendo in maniera molto interessante. Abbiamo aperto in concomitanza, in collaborazione con i direttori generali delle ULSS, sia con il dottor Bravezza che con il dottor Dalben dell'ULSS Venezia e Portogallo, sono le due, ormai due sì, certo, sono rimaste. E abbiamo aperto dei presidi infermieristici, dove gli infermieri in pensione misurano i parametri vitali al pensionato, misurano la pressione, il polso, misurano la glicemia e il colesterolo. Certamente sono esami che facciamo per accertare un dato. Se vediamo che il dato è alterato, invitiamo di dare proprio alle istituzioni. Ecco, sono tutta una serie di iniziative, però agli anziani diciamo un'altra cosa, che poi magari approfondirò in maniera più attenta se mi date il tempo. Dobbiamo collegarci con i giovani.
perché noi dobbiamo riportare ai giovani la conoscenza di una cosa fondamentale. Noi siamo collegati alla Guida Pensionati, perché la Guida Pensionati ha fatto nascere l'ADA, e dobbiamo far capire ai giovani cos'è il lavoro. Allora abbiamo messo in piedi tutta una serie di iniziative che se poi vuoi Se adesso arriviamo, ma sì, in questo collegamento con i giovani mi viene da chiedere, dell'anziano bisognerebbe recuperare, secondo me, sicuramente l'esperienza. certo. Lo si dice a parole, però nei fatti mi pare che sia una società, la nostra, che sopporta gli anziani. Esatto, esatto. È una percezione Però dobbiamo essere, amara. però dobbiamo essere noi a reinserirsi nella società, perché se aspettiamo che la società, con tutte le difficoltà e i problemi che in questo Lei ha detto momento... però un termine che secondo me è esemplare, reinserirsi, vuol dire che certo. la società ha espulso gli anziani. Esatto, diciamo che in termini o l'anziano resta a fare tutte quelle attività che faceva prima, vediamo nella politica quante persone anziane ci sono, nelle istituzioni, persone che continuano a essere dopo anni. L'altra sera ero con degli amici che guardavamo la televisione, ho seguito un dibattito parlamentare e alcuni affermavano ancora là, quell'anziano che vuole fare l'anziano, va a fare altre cose che forse... Ma io credo che il giudizio sia però se uno è bravo o non è bravo. No, devo dire, per fortuna vedo che il clima sta un po' cambiando, qualche anno fa si parlava di rottamazione. Assolutamente no, Poi uno è giusto che sia così, però l'anziano non deve deve lasciare spazio ai giovani per fare quelle cose che sono quelle istituzionali, amministrative, direzionali, però deve essere un soggetto non emarginato, ma che deve reinserirsi nella società. Io credo che l'anziano debba fare un passo a lato, non un passo indietro. Esatto, però sempre affiancare qualcuno. Esatto, perché molto spesso i giovani ci dicono, beh, ma che il direttore ha, quella non va via, e mi resto qua e non posso certamente emergere. Detto ciò, cosa stiamo facendo? Noi siamo partiti ormai dal mese di aprile, marzo anzi, e abbiamo costruito una cosa che inizialmente non sta avendo un successo enorme, però sta avendo una buona presenza nel territorio. Noi siamo andati in tutte le scuole della regione, abbiamo portato dei manifesti dove abbiamo costruito 3 tipi di concorsi con borse di studio collegate. Uno per i bambini delle elementari, che è di poesia, di disegno, e abbiamo avuto tantissime opere di bambini elementari. Uno delle medie, un concorso di poesia o di pensiero, e il terzo nelle scuole di medie superiori di fotografia. Tutti e 3 i concorsi hanno come tema il lavoro, perché nella nostra idea sarebbe quella di far sì che noi li premieremo alla fine della festa che stiamo organizzando per settembre-ottobre. Premieremo le opere che ci sono arrivate, c'è tempo ancora fino il 15 settembre per portarle, abbiamo già ricevuto moltissimo dalle elementari, abbastanza dalle superiori, poco dalle medie, per il momento. Però mi dicono che stanno arrivando altro materiale, faremo poco animo poetico. No, forse è un po' difficile per le medie, abbiamo un gruppo di insegnanti che stanno lavorando su questa cosa. Dovete proporre SMS, non poesia. Ecco, forse, però comunque non è facile fare un'opera su questo tema. Vabbè, comunque, però questa è la partenza, noi avremo idea di farlo ogni anno. E nel periodo che va dalla premiazione di fine settembre che faremo 1° ottobre al periodo successivo del prossimo anno, metterci in contatto con le scuole, con i professori, perché i nostri pensionati possano andare lì nelle scuole e spiegare qual era il suo lavoro. Qual è il lavoro dell'infermiere, il lavoro del metalmeccanico, il lavoro del chimico, cioè spiegare il lavoro. Abbiamo anche altre idee che stiamo sviluppando con un gruppo di esploratori artistici di Venezia. A Venezia si è creato un gruppo di operatori artistici che stanno confluendo nell'ADA. Stiamo pensando di costruire proprio a Venezia, capitale del capoluogo del Veneto, costruire un momento sul lavoro, sui mestieri, arte e mestieri. È un lavoro di continua evoluzione, però stiamo avendo molte soddisfazioni perché molte persone ci stanno comprendendo, entrano con noi e stanno elaborando un percorso.
Grazie, per ora mi fermo qua, perché di cosa raccontare immagino con lei ce ne siano molte. Certo. Ricordiamo che il nostro ospite è Mauro Di Matteo, presidente di ADA Venezia, Associazione Diritti degli Anziani. Ne abbiamo citati alcuni, ma soprattutto abbiamo capito lo spirito dell'associazione, che è quello di riuscire a far sì che agli anziani sia riconosciuto il ruolo di esperienza che hanno e che meritano di avere nella nostra società. Grazie, buon lavoro. A voi, alla prossima.